pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la finale, l'ultima della stagione che vedrà affrontarsi Palermo Futsal Club e Atletico Campobello. Sono qui palazzetto di Agira. Oggi è una partita importante, una partita importantissima, anzi possiamo dire, perché la posta in palio è veramente alta, forse è la più alta, anzi senza forse probabilmente, è la più alta della stagione, perché entrambe le formazioni sono alla ricerca di un triplete, avendo vinto in entrambi i casi il proprio campionato provinciale, la propria Coppa provinciale, Coppa Trinaca chiaramente, ma oggi l'ultimo scoglio per il Palermo Futsal Club, l'ultimo scoglio si chiama Atletico Campobello, l'Atletico Campobello si chiama Palermo Futsal Club. Insomma, abbiamo detto già una piccola preparazione per la partita, ma come diciamo quasi in ogni nostra diretta bisogna partire dalle statistiche, perché solo le statistiche possono darci qualche piccola anticipazione, ma chiaramente gli spoiler, quelli non li apprezziamo, quelli li vedremo soltanto nei 60 minuti di gioco. Partiamo subito con i due direttori di gara, il signor Corrado Maiocco della sezione di Catania e il signor Davide Siracusa della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel frattempo musica anche in campo che ha accompagnato il riscaldamento delle due formazioni, un'accoglienza molto carina, quella delle grandi occasioni. Nel frattempo il pubblico, facciamo vedere l'Atletico Campobello, ma c'è anche chiaramente il Palermo Futsal Club con il presidente Pazzaglia. La musica accompagna l'ingresso in campo delle due formazioni, fischio. Adesso vi lasciamo un po' all'atmosfera che stiamo vivendo in questo momento. I due capitani, da un lato Michele Termini, portiere, dall'altro ruolo bomber Vito Lafiura, maglia numero 9. Chiudono invece le file il numero 8 Corvaia e il numero 18 Danilo Alario. Specifichiamo il nome perché chiaramente sono due gli Alario in rosa, Diego e Danilo. Oggi in campo soltanto Danilo, Diego infortunato. Nel frattempo Atletico Campobello scivola verso il rosanero per il classico batticinque prima di cominciare. L'atmosfera è veramente quella delle grandi occasioni, la partita più importante della stagione per queste due formazioni, con mister Gentile da un lato, mister Caltagirone dall'altro, due tecnici che hanno fatto due stagioni veramente perfette. Chissà quale sarà il quintetto iniziale da entrambi i lati. Sicuramente per Rosanero in porta partirà Gianluca Perdichizzi, è anche l'unico portiere al momento disponibile, vista l'assenza per infortunio di Peppe Calè. Dall'altro lato sicuramente con il partito dal primo Michele Termini, poi ci immaginiamo Corvaia, anche Gravotta, Caltagirone e poi chiude invece Montana il quintetto iniziale, quindi stiamo effettivamente immaginando il quintetto scelto da mister Caltagirone e possiamo anche dire di averlo indovinato per 4 quinti, perché l'unica scelta che non abbiamo effettivamente indovinato è quella di Montana, che poi però abbiamo chiaramente visto in campo. Nel frattempo mister Gentile sceglie anche le sue scelte, 0-0 il risultato chiaramente, con Perdichizzi tra i pali, Billitteri su Gian Lafiura e Chinnici. Dovrebbe essere questo il quintetto iniziale scelto dal tecnico palermitano. I due dietri sono già in campo e dovrebbe iniziare la partita a momenti. Sono le 17 in questo momento, quindi ci immaginiamo con puntualità, però Perdichizzi va a vedere il pallone, vuole controllare che sia il pallone lui vada bene, forse probabilmente. Il primo pallone dovrebbe essere dell'Atletico Campobello, dunque dovrebbe partire così il match con il Corvaia, il pivot della formazione in maglia gialla. La scelta è andata quindi su Andrino Billitteri, lui che nelle ultime partite è stato veramente uno dei giocatori più pericolosi dei rosanero, con grande lavoro sulla fascia insieme non soltanto a Francesco Catania, che il ruolo chiaramente è quello
ma anche e soprattutto Vito La Fiura, che è un pivot, però nonostante il suo ruolo sia quello di giocatore più offensivo, quello che sta più avanti di tutti, l'abbiamo visto in realtà nelle ultime partite in versione laterale per consentire la coesistenza in questo caso con Gabriele Gennaro, uno che quest'anno ne ha fatti veramente tanti. Per lui infatti sono 16 in campionato, 11 in coppa, un bottino niente male per l'attaccante classe 98. Questi gol tra l'altro di Vito La Fiura. I rosanero possono vantare due grandi attaccanti, nel frattempo però c'è stato un cambio di pallone. Il bello anche della diretta, stiamo aspettando anche noi qui l'inizio di questa sfida. 60 minuti, il pallone a centrocampo, Incorvaia sul punto di battuta, adesso c'è soltanto il fischio da parte del direttore di gara e inizierà la finalissima tra Palermo Futsal Club e Atletico Campobello. Il primo tocco di Incorvaia verso Montana e adesso Gravotta. Caltagirone, siamo molto vicini nel frattempo ai tamburi della squadra in maglia gialla che è arrivata al campo con grande forza. Intanto Incorvaia calcia subito per Di Chizzi, ma Incorvaia e Chinnici allontana, ma subito un rischio incredibile per i rosaneri. Di Chizzi va a lungo, La Fiura aggancia, c'è Bilitteri vicino a lui, cerca una sovrapposizione, non arriva su Juan, le finte, va da Chinnici, adesso Vito La Fiura. Chinnici, c'è lo scatto di Bilitteri che ci ripensa, si torna su Juan, adesso c'è Bilitteri che scatta, accenna un passaggio su Juan, adesso Bilitteri, però la prima occasione è stata quella dei giocatori in maglia gialla. E che occasione con un super per Di Chizzi su John, si appoggia La Fiura ancora, poi Caltagirone molto bravo per chiudere e trova anche la deviazione. Sarà dunque rimessa laterale con Caltagirone, c'è lui, c'è Termini. Montana, Gravotta. Montana 1-2, sbaglia il tocco Gravotto, un errore. Bilitteri sbaglia il passaggio anche lui, poi Caltagirone prende il tempo su Jean in anticipo. Lorenzo Chinnici, lui il centrale, vediamo se ci sarà spazio anche per il suo sostituto Lorenzo Lopez. Chinnici, buona la fine su Incorvaia, rimangono tutti davanti. Chinnici, Incorvaia, ottimo nella sua giocata. Sarà dunque rimesso laterale, qui buona l'azione da parte di Lorenzo Chinnici, con una finta è riuscito a superare due avversari, erano rimasti forse un po' troppo in avanti i ragazzi in maglia gialla di mister Caltagirone. Chinnici, c'è su Jean, adesso un momento di calma assoluta, forse il primo da quando abbiamo iniziato la nostra diretta, ormai da circa 10 minuti. Su Jean, palla in verticale per l'azione che ha anticipato. Incorvaia, avanza, allarga per Montano, per Di Chizzi e poi Bilitteri salva tutto, però ancora una volta la Campobello è andato vicinissimo al vantaggio. Bilitteri ha salvato veramente tutto. Incorvaia, palla incollata alla Fiura, ruba il pallone, avanza La Fiura, Termini molto bravo a mettere il pallone in calcio d'angolo. Quindi corner per i rosanero, però c'è un piccolo momento di pausa proprio al dietro di gara. Calcio d'angolo con La Fiura per Chinnici che calcia, palla fuori, provato questo tiro con lo schema di Lorenzo Chinnici con il mancino, non è andato però a buon fine. Montana, Caltagirone, prova
a toccare il pallone lui con la sua solita tecnica. Incorvaia, Montana, Caltagirone. Questo il quintetto migliore di mister Vincenzo Caltagirone, e si affida fin da subito ai suoi uomini migliori. Mister Gentili invece tiene qualche pedina in panchina, come Catania e Gennaro soprattutto. Caltagirone, cambio di Incorvaia, Caltagirone! Ed è vantaggio dell'Atletico Campobello, magia di Incorvaia e vantaggio 0-1. Un inizio shock per i rosanero, che sono passati in svantaggio dopo aver rischiato in ben 2 occasioni di passare con un risultato negativo, ed eccolo che è arrivato con il gol firmato da Caltagirone. Si è inserito veramente nei tempi giusti, però forse credo che il merito maggiore sia da dare ad Incorvaia, perché lì è una palla veramente super al compagno. 1-2, Billitteri, lo tocca Caltagirone, poi Gravotta, palla Gamelli su Jean, viene toccato ma tutto regolare. Incorvaia la tiene bene in campo, raddoppio, calcio Chinnici, palla fuori, ci ha provato, buona deviazione che però non è stata ravvisata. Montana, c'è vicino a lui Gravotta, ma si appoggia da Caltagirone. Gravotta, Montana, Incorvaia, palla alzata, Chinnici chiude col mancino, era una buona idea questa per il vice capitano Loris Gravotta. Lui grande stagione, soprattutto in termini numerici. Palla centrale, Chinnici lascia scorrere, sarà rimessa per il rosanero. Su Jean, in silenzio al momento mister Gentile sta cercando sicuramente di pensare tutte le possibilità quest'oggi. Tanto fallo su Jean, Caltagirone non è d'accordo, però sembra effettivamente un intervento irregolare. Poi la tira, cerca una conclusione deviata, doppia, sia da Incorvaia che da Montana. Chinnici, Billitteri, c'è la Fiura al centro che però indica il passaggio di ritorno verso Chinnici. Adesso su Jean si inserisce il 10, viene inserito però dall'altro DS, Gravotta, con qualità sicuramente più offensive su Jean, ma chiude ma non riesce. Incorvaia si gira molto bene qui, facendo da fulcro. Un inizio ottimo da parte del numero 8 in maglia gialla, che ha confezionato un assist veramente da urlo. Su Jean, vince il mismatch con Incorvaia, la Fiura, c'è la sua posizione, può allargare per Billitteri che calcia, viene respinto da Termini, poi c'è Lorenzo Chinnici, adesso cerca di alzare un po' il baricentro la formazione di mister Gentile. Su Jean, doppio passo, Chinnici, la Fiura, lui l'uomo più difensivo. La Fiura, ancora Billitteri, si inserisce la Fiura, però ritorna da Lorenzo Chinnici il cervello di questa formazione. Sceglie la velocità, Lorenzo Chinnici in mezzo a due, passa, va dietro su Jean, le finte, poi rischia un po' Caltagirone che poteva starci forse un fallo, poi Billitteri, si continua quindi le finte su Caltagirone, era molto tattica, poi Caltagirone qui per poco non frega su Jean, sarà quindi rimessa laterale. Poi Chinnici, lo spazio per poter avanzare nel numero 10, c'è su Jean dietro, infatti viene servito in questo istante, avanza su Jean e sul fondo, può crossare, ci prova, tocca per ultimo e rimessa dal fondo.
Montana in Corvaia, cerca il dribbling su Billitteri, lo trova, riesce anche molto bene, il tiro viene deviato in calcio d'angolo, quindi possesso palla ancora per l'Atletico Campobello, che ha iniziato molto bene la partita, anche se negli ultimi minuti forse ha visto un piccolo dominio rosanero, ma il risultato comunque favorisce al momento l'Atletico. Sarà quindi calcio d'angolo, la Fiora cerca di allontanarlo come può, effettivamente ci riesce. Minuto 9 di gioco. Montana, Caltagirone, tocco corto verso Incorvaia col tacco. Lì ci si può trovare però attento. Incorvaia lascia lì il pallone, Caltagirone, 1-2, Caltagirone caccia per Di Chizzi dopo il tiro smorzato, riesce a bloccare, va subito in avanti, cercare la Fiora, termine, un po' di brividi, poi Caltagirone anticipato da Chinnici, va in avanti, cerca il tiro, non riesce, poi Gravotta riesce ad avere la meglio, buon lavoro difensivo anche per il 10. Montana, Gravotta. Vediamo si riscaldano Catania e Gennaro. Due uomini che potrebbero cambiare le sorti di questo match. Ricordiamo Gennaro insieme alla Fiora il miglior cannoniere della squadra rosanero. Catania invece tra i migliori assistman. Chinnici. Sujan. La Fiora. Ancora Chinnici. Si strattona con Montana. Poi Chinnici allarga. Sujan può girarsi. Calcio in porta. Viene deviato da Caltagirone. Poi doppia deviazione. Rimessa per l'Atletico Campobello. Minuto 11 di gioco. Manca ancora un'eternità. 19 minuti. Chinnici, la Fiora si gira su John di ritorno, ancora capitano la Fiora con Montana che non lo vuole fare girare, ci riesce pure, buon lavoro. Billitteri, calcio verso la porta, c'è però l'opposizione di Caltagirone, abbatteranno rapidamente infatti Billitteri e Chinnici. Per Billitteri ex Cus, squadra che quest'anno sempre facente parte della redazione di Sportissimi ha ottenuto la vittoria del campo di Serie C1 con promozione in Serie B, una grandissima cavalcata quella dei ragazzi di Mystery Sgro. Chinnici su John, c'è Billitteri, si appoggia, forse vuole 1-2, non riesce, Gravotta, poi cerca anche la porta e questa non era una brutta idea per Di Chizzi, era leggermente fuori dai pali e ha provato a batterlo così, non ci è riuscito, ma buona occasione. Chinnici lo fronteggia Gravotta, palla che passa su John, avanza, cerca il tocco, non è d'accordo Montana, poi commette fallo su John, voleva anche un cartellino giallo Caltagirone. Non è stato però ravvisato dal direttore di gara. Poi è pronto Gennaro, forse per Billitteri, con la Fiora che lo potremmo vedere come laterale, una soluzione che mister Gentile non ha disdegnato, anzi. Anche la finale contro il Real Sicilia di Coppa Provinciale è iniziata proprio con il doppio attaccante, con Gennaro e con la Fiora. In quel caso gli esiti sono stati favorevoli. Sbaglia in Corvaia, Billitteri va giù su John e qui Montana rischia tanto perché si è un po' aiutato col braccio. C'è tanto da rivedere qui, credo. Poteva essere un 2 contro 1, però così non è stato. Il pedaggio su John che non c'è nulla. Nel frattempo dentro Catania, fuori Billitteri, fuori anche la fila dentro Gennaro. C'è anche un cambio in realtà per l'Atletico con l'ingresso di Angelo Iacolino al posto di Incorvaia e dunque un po' più di velocità.
Viene chiamato intanto il time out dall'Atletico Campobello, un piccolo momento di pausa al minuto 14 di gioco. Gara sullo 0-1 per l'Atletico, una bellissima partita. Al momento abbiamo visto sicuramente i primi 5 minuti di dominio della formazione di mister Caltagirone, poi venuta fuori anche un po' la squadra di mister Gentile. Non delle occasioni nitide, però comunque il pallone del gioco è sembrato quasi di più dei rosanero, però le occasioni maggiori sono state dell'Atletico, quindi un po' ai punti potremmo ipotizzare un equilibrio, forse una parità, però veramente il risultato è quello che conta, e al momento recita il risultato di 0-1. Decide il gol di Caltagirone, ma sulla magia assoluta di Incorvaia, perché da lì poteva probabilmente anche calciare, ma lui col mancino ha deciso di servire il secondo palo. La scelta è stata quella più corretta di tutte, perché la palla è poi andata in rete. Stanno per rientrare in campo le due formazioni nel frattempo. Col fischio. Con Gravotta che indica ai compagni di alzare il baricentro, di aumentare probabilmente la pressione. Sarà rimessa con Francesco Catania sul punto di battuta. Chinnici subito in pressione Gravotta, che è passato adesso da pivot. Ricordiamo in campionato 14 vittorie su 14 per l'Atletico Campobello. Miglior attacco, migliore difesa. Chinnici su Gian avanza, palla in mezzo per Gennaro e chiude tutto Montana. Si riporta in contropiede, Montana allarga, forse un po' troppo. Gravotta chiedeva questo pallone, non è arrivato, ma si sono a vedere anche i rosanero. Catania. Palla per Sujan, non si sono capiti due. Batterà Iacolino verso Montana, adesso Caltagirone, sempre tecnico, sbaglia per il passaggio. Chinnici, Gennaro si gira molto bene, subisce fallo. Fallo di Montana, dice di no, sembrava più evidente. Gennaro si sta toccando la caviglia, calcio di punizione. Non è d'accordo Montana, però era piuttosto vicino il fischietto di gara di oggi. Ricordiamo il signor Corrado Maiocco della sezione di Catania e il signor Davide Siracusa della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Due fischietti importanti del panorama siciliano per una partita super come Palermo Futsal Club e Atletico Campobello. È uno schema, Catania calcia, non la prende bene, palla in curva, allora ovviamente si stessa una curva in questo palazzetto. Caltagirone, il dribbling su Gennaro che cade a terra ma riceve fuori il pallone, poi Catania sbaglia il dribbling con Gravotta, si continua, subisce il fallo, calcio di punizione. E anche giallo per Catania. Giallo per Sujan, ma il fallo giallo per Sujan, però non ha commesso lui il fallo. È un brutto errore, però bisogna capire se è forse per proteste quello di Sujan. Sicuramente non ha commesso lui il fallo, è stato realizzato da Catania ed è giallo per Catania, però probabilmente il giallo di Sujan non è stato dato, ma bisogna capire un po' ciò che è successo, in realtà non abbiamo capito bene. Nel frattempo mister Gentile carica i suoi ragazzi e Lorenzo Chinnici invece va a muso duro dal direttore di gara. Questo gioco è fermo da almeno 30-40 secondi.
parte dunque con questo calcio di punizione con Montana, prende posizione Iacolino con Sujon, buona la pressione, poi lavora molto bene Iacolino, ruba il pallone, palla in verticale per Gravotta che vuole il dribbling ancora per Iacolino, ma chiude tutto Catania, che prova a lanciarsi, palla con l'esterno per Sujon, Catania mette sul secondo palo e non arriva Gennaro. Per una deviazione sembrava, no, nessuna deviazione, però continua ad attaccare Catania, lotta molto alto con Caltagirone, dice poi qualcosa Montana, Caltagirone, palla che passa, Gravotta si vuole girare, lo fa molto bene Caltagirone, non inquadra la porta, ma se ne erano andati veramente benissimo. Questo è un grande rischio per i rosanero che avevano prestato molto alto. Chinnici, Sujon, 1-2, Chinnici, no, serve poi calcio con la punta, la prende Caltagirone, se non abbiamo visto male, sarà rimessa laterale con Ciccio Catania sul punto di battuta che si appoggia dalle parti di Lorenzo Chinnici, c'è Sujon, non lo serve Catania. Sujon, riceve il pallone da Catania, palla in verticale, Gennaro, tacco, poi chiude invece Iacolino, molto bene a seguire il movimento del numero 8 avversario e a non concedergli questa possibilità di poter calciare. Catania, c'è Gennaro che si allarga, riceve il pallone. Gennaro, buon lavoro, Sujon avanza destro-sinistro, perde il pallone, si autolancia, esce Perdichizzi che salva tutto e allontana, più lontano che può Perdichizzi, miracoloso qui. Una grande occasione per Iacolino che si è fatto ipnotizzare però da un super Gianluca Perdichizzi. Caltagirone, cerca il passaggio in mezzo, chiude, cara, si vede molto equilibrata, molto bella, ma con due squadre che sembrano molto chiuse però. Tra corner, uno schema non riuscito alla perfezione. Caltagirone, mette in mezzo! Luca Chinnici e Iacolino a 0-2. Un buco difensivo dei rosanero che adesso pagano tantissimo i palloni a secondo palo perché sono arrivati 2 gol proprio con questo tipo di azione. Mani tra i capelli per Sujon, anche per Perdichizzi molto molto sconfortato. Chinnici, pressione, sbaglia, incorvaglia Perdichizzi col petto, fino a galla i suoi però, momento di blackout per il Palermo Futsal Club. Incorvaglia, Montana, nel frattempo su un cambio con lo stesso Incorvaglia che va a costruirsi l'azione da sola, palla che passa, poi Catania allontana con Caltagirone che lo insegue. Iacolino, dato anche Luca Vivarelli nel frattempo per Sujon. Catania, le finte, buona giocata larga per Gennaro, mancino destro, nasconde il pallone, prova a fare tutto solo Gennaro. Iacolino però è super. Catania, palla in movimento. C'è un po' di confusione adesso per la squadra allenata da
mister Gentile. Incorvaia cade, prende palla solo, poi Gennaro, le finte, passa Gennaro e poi super Termini, mette anche fallo. Rimasto giù l'esperto portiere capitano, al momento non ha realizzato delle parate. Tempo Chinnici ordina a Bellitteri di avanzare. Incorvaia aggancia anche questo pallone, Chinnici non lo fa passare, Gennaro, c'è ancora Chinnici ed ecco Termini che risponde presente. Dicevamo non aveva commesso, non aveva realizzato parate, lo fa adesso, calcio d'angolo. A calcio d'angolo con Vivarelli, lo schema per Chinnici che calcia male. Viene chiamato il time out, il secondo di questa partita, il risultato di 0-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui Neri Sportisili. Una gara molto equilibrata, molto bella, 3 falli commessi nero su nero, 2 per Matteo Campobello. Una gara anche molto corretta comunque, nonostante sia chiaramente una finale, ma dal punto di vista della correttezza non ci possiamo lamentare. Entrambe le squadre comunque stanno giocando un buon calcio e stanno rispettando all'interno del terreno di gioco, dunque quello che ovviamente vogliamo vedere sempre in tutte le manifestazioni non calcistiche, sportive. Chiaramente andiamo un po' a aumentare il macrocosmo, diciamo così. Nel frattempo Chinnici cerca di caricare i suoi compagni, anche Scozze dalla panchina. Non c'è nessun cambio però. Termini riparte da Caltagirone, un gol. Montana, Incorvaia, si lancia, calcia verso l'esterno della porta. Buona azione però ancora una volta con il lavoro questa volta di Montana da pivot. Vivarelli sbaglia il passaggio, va di ritorno, Caltagirone, non salta Chinnici, può ripartire il Palermo. Lorenzo Chinnici avanza, calcia, Incorvaia super, poi perde Chizzi, avanza anche lui, carica la conclusione Incorvaia, poi perde Chizzi con Maggi. Caltagirone esce sulla pressione Vivarelli, doppio passo esterno Incorvaia, Chinnici in scivolata addirittura, in scivolata dall'esterno, quindi una mossa un po' difficile da vedere. Guadagna diversi secondi Incorvaia con astuzia. Sempre Incorvaia, Montana, esterno, Caltagirone di testa, ci arriva Catania in anticipo, poi Chinnici, e siete in mezzo a 2, passa uno, passa anche l'altro. Vivarelli, avanza Catania che non sa dove posizionarsi, Vivarelli, ecco Catania. Chinnici si prende un rischio. Vivarelli, Chinnici, il dribbling e poi non molla Montana, che partita anche per lui, però un fallo. Vivarelli sbaglia il tocco di ritorno, Caltagirone ruba palla con Varelli, poi Catania è pronto a entrare Lopez per gli ultimi 60 più recupero. Chinnici in mezzo a 2, perde il
Doppio duello con Caltagirone in Corvaia. Il primo l'aveva vinto, in realtà il secondo no. Dentro Lopez. Gennaro vuole girarsi, non riesce. Montana e commette fallo Gennaro. Ed è anche il quarto fallo. Fallo piuttosto evidente questo caso di Gennaro, diceva di no, ma era abbastanza visibile, lo ha spinto da dietro. Siamo d'accordo dunque con la decisione da parte del direttore di gara. In Corvaia va giù, Chinnicci, si continua. Al secondo palo per Iacolino, per Di Chizzi, che poi rimane giù. Rimane giù per Di Chizzi. Giù per Di Chizzi, e questa può essere veramente una brutta notizia perché è l'unico portiere in lista. Rimasto giù quasi in lacrime Gianluca per Di Chizzi. Molto dolorante Gianluca per Di Chizzi. Questa potrebbe essere veramente una notizia pessima. Dovrebbe essere all'altezza dell'adduttore, se non vediamo male da qui. Però siamo più un po' lontani, con le diverse persone davanti. Il raggio della visuale è veramente in lacrime per Di Chizzi. Dovrebbe essere adduttore, però veramente molto dolorante. Oggi ricordiamo l'infortunio di Dalì, l'indisponibilità anche di Michele Morana, l'infortunio di Peppe Velardi. Soltanto un portiere presente nel nome di Gianluca per Di Chizzi. Perché la soluzione potrebbe essere giocare col quinto di movimento tutto il tempo, ma è anche una soluzione molto rischiosa. L'alternativa è forse Alessio Leto, che è un giocatore ma ha delle buone qualità in porta, ma chiaramente non è un portiere. Esce claudicante Gianluca per Di Chizzi, infatti si alza Alessio Leto. Non può nemmeno mettere la gamba giù Gianluca per Di Chizzi, questo chiaramente questo è un infortunio pesante. E infatti Leto va tra i pali, ma chiaramente adesso per una finale giocarla anche senza portiere, veramente una finale che si falsa. Il risultato è di 0-2, però è una gara comunque aperta fino all'ultimo. Un Leto che va in porta. Calcio d'angolo quindi con in Corvaia. 5 di recupero, però forse non è. 1-2, Montana può calciare Leto, va subito con i giri giusti a terra. Una buona risposta da parte di un giocatore che non è un portiere, però ricordiamo, è una grande parata ma non è un portiere. In schema tocca Vivarelli, sarà ancora rimessa nella zona offensiva per l'Atletico Campobello, che continua il suo forcing e ora aumenterà verosimilmente la sua potenza offensiva, perché chiaramente sa bene che dall'altra parte non c'è un portiere di ruolo e sa che qualsiasi tiro potrebbe essere un gol. Gennaro vuole girarsi, si gira, Gennaro fa la guerra, deviazione, calcio d'angolo. E ancora in panchina
però Vito La Fiora e ci chiediamo quando potrà fare il suo ingresso. Serve il Re Leone di Rosanero. Luca Vivarelli batte il corner, uno schema che però non viene capito da nessuno. Leto per Chinnici, c'è Vivarelli che prende il pallone. Corvaia non ne affonda il tackle, lo aspetta fino all'ultimo. Gennaro, tacco, Chinnici, Luca Vivarelli, palla imbucata, poi Caltagirone la tocca, Chinnici sempre col suo mancino, allarga, Lopez, palla imbucata per Gennaro, fa un buon lavoro, poi forse lo poteva anche servire. In Corvaia, guarda il taglio di Caltagirone va verso il centro, poi su Iacolino, ancora Caltagirone, Vivarelli alla meglio sul primo rimpallo, poi no, Iacolino può calciare, vediamo, mette in mezzo, poi Leto la blocca e fa subito ripartire Vivarelli, che veloce, Vivarelli, taglio per Gennaro, e in Corvaia è super anche in fase di difesa. Minuto 35 di gioco, calcio d'angolo, chiamano schema Vivarelli. In mezzo, Gennaro buca il controllo, poi Montana e l'ultimo tocco è di Gennaro che non è d'accordo. In Corvaia, palla in movimento. Questa è una gara abbastanza maschia. Chinnici vuole la già solita la ruleta, 2 volte non passa, poi prova scivolata sul pallone. Il vero di Caltagirone per Montana, Vivarelli col destro, chiude. Nel tempo per Dighizzi è ancora a terra, in lacrime il portiere. Questa è una scena che chiaramente volevamo non vedere. Caltagirone, salta Vivarelli, può calciare, palla sul secondo, palo Leto! Un miracolo con il piede! Che prestazione da parte di Leto! Che nonostante il ruolo non sia quello, sta veramente gettando il cuore oltre lo stadio. Poi Montana prende Chinnici, fallo. È gioco pericoloso, quindi fallo in diretto, in 2 dunque, con Chinnici che rimane giù. Lopez però è in 2, abbiamo detto, dunque. Anzi no, non è in 2. Poi va giù in Corvaia, scontro con Lopez, credo. Però non abbiamo capito cosa sia successo, perché stavamo commentando la punizione di Chinnici, uno scontro forse tra Lopez e Corvaia, con Corvaia che sta al momento toccandosi all'altezza del processo xifoideo. Questa è la prima diagnosi un po' strutturale chiaramente del corpo umano, ma chiaramente non abbiamo capito cosa. Lopez si sta spiegando con Caltagirone, forse si sono scontrati magari sbracciando, chissà. Nel frattempo Gennaro che dice a Lopez di giocare la partita e di non pensare ad altro. Gara che si è fatta un po' nervosa, un po' all'ultimo in realtà, perché abbiamo visto forse 20 minuti estremamente calmi, poi però qualcosa un po' si è stappata anche la partita. Vivarelli per Lopez, Chinnici e
poi va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 0-2 per Atletico Campobello dopo 39 minuti di fuoco. Noi intanto vi salutiamo, ma rimanete sempre qui connessi perché solo qui, su Canali Sportissimi, il secondo tempo in esclusiva. A dopo! Con l'avvocato Giovanni Castronovo non ci limitiamo tanto ad analizzare questo 2-2 dal sapore di fine stagione contro la Supergiovane, ma un campionato straordinario del Castellammare. Soltanto 3 big sono riusciti a star davanti alla tua squadra, ma possiamo dire senza dubbio una stagione da sogno. Sì, finisce oggi una stagione davvero esaltante. Avevamo programmato una squadra per cercare di raggiungere anche con difficoltà la salvezza senza passare ai play-out, invece cammin facendo si è creato una coesione tra squadra, staff, società, dirigenza e abbiamo inanellato tutta una serie di risultati, devo dire, inaspettati, anche perché abbiamo posto alla ribalta regionale dei giovani sconosciuti che neppure noi avevamo contezza di dove potessero arrivare e abbiamo fatto delle partite davvero importanti anche con buon gioco. Peccato perché ritengo che se non ci fosse questa regola che non condivido dei 10 punti forse avremmo ancora macinato ancora gioco, prestazioni migliori. Purtroppo dopo con la sconfitta con la Nissa, avendo raggiunto la consapevolezza di non poter disputare quasi matematicamente i playoff, abbiamo ovviamente fisiologicamente un po' staccato la spina a livello mentale, quindi sono arrivate delle prestazioni un po' così che ci hanno fatto perdere qualche posizione in classifica. Dispiace perché diciamo, avremmo potuto, secondo me, per quello che abbiamo fatto vedere, fare ancora di più. Però sono enormemente orgoglioso di questi ragazzi, del rapporto che si è creato con Mister Mione, che secondo me è l'artefice di tutto questo, per il modo come ha gestito il gruppo, come l'ha messo in campo e come l'ha gestito da fuori. Tutti i ragazzi, devo dire che mi sono divertito davvero quest'anno a Castellammare. Dal primo giorno non c'è stato mai nessun problema di nessuna natura, sempre serenità, sorriso e voglia di allenarsi, di crescere, di migliorare. E questo è il piacere di stare insieme, di creare gruppo, ha portato questo risultato che comunque oggi scriviamo una pagina importante della storia calcistica di Castellammare, perché il Castellammare mai aveva fatto 48 punti e mai era arrivato al quarto posto, quindi siamo ampiamente soddisfatti. Condividiamo con lo Sciacca il quarto posto, anche se per una questione di differenza degli scontri diretti dovremmo essere noi. Dico, sono delle inezie per carità, però essere dietro alla Nissa, al Favara e anche il Mazzara 46, che comunque alla vigilia erano additate tra le squadre che si dovevano giocare il campionato, per noi è fonte di grande soddisfazione. Stacchiamo la spina, vediamo quello che succede. Io volevo ringraziare il paese di Castellammare, i tifosi, tutti gli addetti ai lavori per l'affetto che mi hanno tributato. Non so cosa ci riserverà il futuro. Io ovviamente darò la priorità al Castellammare, se vorrà il prossimo anno fare una squadra alzando ancora l'asticella per cercare di sempre stare nella parte sinistra della classifica, però si sa, poi quando finisce la stagione si può aprire anche qualche altro capitolo. Intanto ci rilassiamo perché sono veramente stanco, anche alla luce di ultime situazioni che sono accadute, quindi abbiamo bisogno fisiologico di staccare mentalmente e vedremo se ci riserverà il futuro. Ecco, ti metto un po' in difficoltà, visto che hai detto praticamente tutto tu. Ti metto un po' in difficoltà alla luce della tua lunga esperienza nel calcio dilettantistico siciliano e anche visto anche quello che hai detto tu, cioè un fattore sorpresa, il cammino che è stato esaltante nonostante le ultime giornate comunque col freno a mano tirato a marce più basse. Si può dire che questa sia stata, se non la tua più bella esperienza da dirigente, una delle più belle? È la più bella insieme a quella che con la Parma siamo arrivati a sfiorare la Serie D. Diciamo che oggi concludo il 15° anno come dirigente di una squadra di calcio di eccellenza, ininterrottamente sempre nel girone A. Ovviamente l'annata clou è stata quella della vittoria del campionato con Pino Ricola da Agrigento e con quel gruppo meraviglioso che poi è arrivato anche in Lega Pro, diciamo. Ma parliamo di altri palcoscenici. Se parliamo di squadre, diciamo, di seconda fascia,
Ovviamente ancora resta indelebile l'esperienza con la Parma, ma l'abbiamo perso la finale nazionale con l'Andria. Peccato abbiamo perso 3-1 in casa a Carini, ma poi abbiamo vinto 1-0 davanti a 12.000 persone ad Andria. E poi c'è questa stagione che indubbiamente ci ha posto alla ribalta regionale con una lieta sorpresa, soprattutto mettendo in vetrina i ragazzi. È stata una stagione, come ti ripeto, dove mi sono davvero divertito e dove si è fatto calcio pulito senza mai avere delle persone che andavano fuori le righe. Ci siamo veramente compattati e trovati in un paese, in una situazione che io sono arrivato qua il 3 agosto, ma conoscevo solo Mione, qualche giocatore e poco altro, quindi non sapevo cosa mi aspettavo obiettivamente. Però c'era qualcosa che mi attirava a venire a Castellammare e devo dire che è stata una scelta veramente bella, sia per l'affetto e il calore del paese nei miei confronti, sia perché è un posto a livello naturalistico davvero splendido. A me piacerebbe rimanere, vediamo cosa decide la società e quello che maturerà nelle prossime settimane. Siamo tornati live da Gira per la sfida, la finalissima tra Palermo Futsal Club e Atletico Campobello, risultato di 0-2 al momento per la formazione ospite. Chiaramente sono entrambe fuori casa, ma secondo le direttive della federazione la sfida oggi vede i rosanero in casa e come ospiti invece i giocatori in maglia gialla allenati da coach Caltagirone. Nel frattempo, sulle note sinceramente di Annalisa, noi attendiamo l'arrivo del fischietto di gara, dei due fischietti di gara di oggi, signor Maiotto e signor Siragusa. Nel frattempo tra i pali c'è ancora Alessio Leto, che nel frattempo abbiamo anche un aggiornamento per Gianluca Perdichizzi, dovrebbe essersi girato il ginocchio, dunque probabile distorsione del ginocchio per il portierone. Stava facendo continua nel frattempo il riscaldamento delle due formazioni, stanno continuando a muoversi per non rimanere fermi, questa volta con la voce di Mahmood, inconfondibile chiaramente. In campo Lopez, Chinnici, Gennaro e La Fiora, dunque finalmente forse possiamo dire stiamo vedendo in campo sia Gennaro che La Fiora, un po' un tandem che abbiamo visto tante volte in campionato, quest'oggi ancora no, ora sì per il secondo tempo, e lo faranno sulle note
di tuta gold di Mahmood, con Leto tra i pali. Nel frattempo invece dall'altra parte sempre Termini, sempre Caltagirone, sempre Incorvaia, Gravotta e Montana. Questo il quintetto scelto da mister Vincenzo Caltagirone, e al momento effettivamente gli sta anche dando ragione, però non ha utilizzato tanti giocatori. Ci riferiamo sicuramente a Bonetta, anche a Palermo, Progno, Caizza, Di Franco, Vullo, tanti giocatori che non hanno sceso, che non hanno iniziato dei minuti, quindi non sono scesi in campo al momento. Per mister Gentile invece non sono scesi in campo ancora Alario e Scozzari. Potremmo inserire Leto, però non come giocatore ma da portiere. Nel frattempo Gennaro sul punto di battuta, adesso ci immaginiamo un forcing offensivo da parte della Ciurma. Vediamo. Forse si attende il ritornello, chiaramente scherziamo, perché non lo hanno fatto terminare, dunque grande peccato, forse potremmo anche dire. Ma si ritorna in campo per questi secondi 30 minuti di gioco, che al momento vede Atletico Campobello in vantaggio di 2 reti, e ricomincia con Gennaro che torna dalle retrovie e poi riceve nuovamente il pallone, si gira Gennaro, la porta fuori. Vediamo come dialogheranno Gennaro e la Fiura, 2 uomini capaci di fare 27 gol ciascuno tra Coppa e campionato. Chinnici, Lopez, la Fiura cerca l'imbucata dalle parti di Lopez, adesso va lui dritto sui Corvaia come marcatura uomo. Termini chiama l'uscita dalla pressione con Gravotta. In Corvaia, Gravotta, Caltagirone. Cambia tutto verso Gravotta, una buona palla, la tira anche in campo. Gravotta! Non inquadra la porta, ma che controllo! Chinnici. Gennaro prova a passare, ma giù calcio punizione. Inizia il buon lavoro di Gennaro, sempre molto utile da questo punto di vista, nelle guadagnarsi i calci piazzati. Adesso i rosanero attaccheranno sotto la propria curva, diciamo così. In realtà è sotto la propria tribuna, con la Fiura sul punto di battuta. Sguardo killer da parte del leone rosanero, Vito La Fiura, che ancora non è entrato in partita nonostante ha avuto una buona occasione nei primissimi minuti di gara. Va La Fiura che calcia, Termini respinge, poi Gravotta con Incorvaia che forse voleva cercare la porta. Chinnici, La Fiura accarezza con la suola, rientra. Chinnici, Lopez, Chinnici vuole il suo mancino, poi torna dalla Fiura, imbucata per Gennaro che calcia, respinta, Lopez, palla che finisce sul fondo, ma Termini era in direzione. Di Caltagirone, poi Incorvaia, Lopez, Gravotta, ci chiede la tira in campo, in mezzo a 2, Incorvaia sempre molto elegante, poi Caltagirone cerca il dribbling, poi si appoggia da Incorvaia che vuole una deviazione, la ottiene, sì, la ottiene. Abbiamo effettivamente notato questa deviazione, calcio d'angolo.
Montana la controlla con Gennaro. Termini preciso con i piedi, poi preciso ancora di più Caltagirone con questo aggancio. Nel frattempo anche il vice allenatore Pinsina molto arrabbiato, però non abbiamo capito per cosa. Chinnici, Lopez, La Fiura, palla incollata sulla suola, torna dietro Chinnici, poi Gravotta è molto bravo, che impressione. Gennaro con il petto, la mette giù molto bene, si gira Gennaro con il tacco verso Chinnici, ma non si capiscono i due. Gravotta vuole autolanciarsi, ritorna Lopez, molto bravo qui, anche molto utile in questa fase di recupero. Adesso i rosanero devono forse aumentare un po' la trazione offensiva e alzare probabilmente il baricentro. Nel frattempo sarà rimessa laterale con Gravotta, si avvicina in Corvaia con il petto, con l'addome anzi. Poi Caltagirone pressato molto in alto dalla Fiura, prende anche una pallonata. Lopez di testa, così lo stacco da calcio a 11. Sarà quindi rimessa. Montana cerca di allungare direttamente però dalle parti di Leto. Chinnici prova a passare in un istante. Poi Chinnici allarga con mancino dalle parti di Capitan La Fiora che calcia esterno della rete, non c'è dimensione, invece sì, calcio d'angolo, quindi scelto sul punto di battuta. Vediamo, anzi intravediamo probabilmente La Fiora per Chinnici che calcia, deviazione di Montana, partita perfetta per il 5. L'ultimo tocco di Caltagirone. Gennaro può girarsi, sponda per La Fiora! La Fiora con la punta! La riaperta Vito La Fiora! 1-2 risultato! L'ha messa veramente dove Termini non poteva mai arrivare. Chi se non lui, chi se non Vito La Fiora, il capitano, il leone di questa formazione. E quando bisogna mettere quel qualcosina in più, La Fiora non si dirà mai indietro. 1-2. Poi Lopez spazza quasi come se giocasse a calcio a 11, ma il campo è un po' più piccolino. Nel frattempo con esperienza l'Atletico Campobello guadagna qualche secondo, è anche giusto così, bisogna dirlo. In Corvaia, nel frattempo Catania voleva una rimessa, si chiede poi di velocizzare e direi che sia anche corretto. Leto, Chinnici, sbaglia le trebenghe in Corvaia, fallo tattico ed anche giallo. Sa di aver commesso fallo, che interpretazione giustissima chiaramente da parte del direttore di gara. Giallo per il numero 10 Lorenzo Chinnici al minuto 38 di gioco. Sono passati 8
dall'inizio del secondo tempo. Questo è il giallo. Aveva fatto un brutto errore, ma non da lui, non da Lorenzo Chinnici. Poi ha cercato di rimediare trattenendo in corvaia un cartellino giallo sacrosanto, chiaramente. Il regolamento parla chiaro. Fallo tattico, giusto, già. Adesso Gravotta, vediamo se calcia, deviazione con il fondo schiena di La Fiora. Adesso vuole caricare i suoi compagni, davvero capitano, davvero leader. Poi Gravotta, Leto! Addirittura bloccata Alessio Leto. Un miracolo di uno che non è un portiere, ma che sta agendo veramente come tale. Che giocatore Alessio Leto, anzi che portiere. Nel frattempo in corvaia con un braccio un po' largo Gennaro, mezzo a 3 maglie gialle, libera La Fiora, c'è Chinnici ma lui va ancora sull'esterno da Lopez, poi attacca Caltagirone, sempre molto attento nel dare fastidio agli avversari. La Fiora, Gennaro vuole girarsi, forse vuole anche un fallo ma non arriva. Gennaro si gira, l'appoggio per La Fiora, poteva anche calciare qui. Poi Caltagirone, La Fiora va giù, poi in corvaia forse un po' eccessivo però. È giallo per La Fiora però. Ecco giù in corvaia. Presto forse un calcio dalla Fiora, probabilmente, anzi. È stato anche ammonito. È rimasto anche a terra, quindi nel frattempo c'è un po' di confusione, ma non abbiamo controllo. Poi stretta di mano tra Chinnici. Adesso un po' di parapiglia che è terminato. Arrivati al 41esimo di gioco. È rimasto giù in corvaia che si è rialzato però. Tutto ok. Fortunatamente per uno dei migliori in campo. Se non forse il migliore in campo oggi. Sta giocando una grande partita. La Fiora per Gennaro che qui che in precedenza ha avuto l'occasione per poter calciare forse con tutto lo specchio libero ma non se l'è sentita, provando un assist per La Fiora che era sicuramente messo meglio però molto complicato. Rimessa laterale quindi per l'Atletico Campobello con Gravotta verso Montana, adesso Iacolino rischia tanto zona di fondo con La Fiora ed è rimessa laterale. Ed è rimessa laterale quindi con Iacolino che va lungo a cercare Gravotta, però perde il mismatch fisico con Chinnici, se non ho visto male. Potrei sicuramente più spazio. Gennaro si gira, Gennaro termine, poi Chinnici di testa e per poco non fa esplodere il palazzetto di Agira con questo colpo di testa, una giocata forse non da calcio a 5 chiaramente, ma stava per funzionare. Gennaro 1-2, Gravotta, Leto! Cosa ha preso Alessio Leto? Mette in calcio d'angolo. Un po' se la ride in panchina per Di Chizzi, che sicuramente è molto triste per l'infortunio, ma Leto comunque sta veramente facendo una partita impressionante.
Suona Gennaro, alza il pallone, la tocca Iacolino, poi Gravotta allontana, Chinnici non aspetta nemmeno il pallone fuori, la deve toccare subito. Lopez cambia tutto, sbaglia, Montana mette in difficoltà Iacolino, poi va giù, fallo della Fiore. Montana, buona giocata, qui la prende al volo addirittura Caltagirone, che sta per fare un super gol, c'era anche riuscito a prenderlo. La Fiora, Chinnici, Lopez, sarà quindi rimessa tra le zone comunque offensiva per il rosanero, con Lopez che cerca e trova Gennaro, si gira liscia però il pallone, poi Chinnici si autolancia due volte Caltagirone con Lopez che mette una pezza, poi mette soprattutto in rimessa laterale. Scozzoli da racchetta palle, va a velocizzare l'accelerazione con Gravotta che proprio questo tiro poteva pronto entrare su John al posto forse di Lopez. Invece no, al posto di Chinnici, questa la scelta forse per tenerlo negli ultimi minuti, per dargli un po' di riposo. Gravotta cerca di allargare per Iacolino, poi Lopez. S'ha rimessa con Lorenzo Lopez che va a lungo a cercare Gennaro che domestica anche questo pallone, questo era veramente difficile però. Su John, Gennaro si gira, fa bene Perno sul fisico, Gennaro suola, va giù, rimessa, non è calcio d'uomo, è rimessa. Su John, entrato da poco, pallone terrificante però. Non in partita forse il numero 8, perché invece è solitamente uno dei migliori in campo. Gravotta, non vuole farlo girare Lopez, poi subentra anche su John, pallone va fuori. Lopez su John, rischia tantissimo che con il Caltagirone a tallonarlo. Gennaro poi si gira ma trova soprattutto la difesa da parte di Montana. Calcio d'angolo con Sujon, palla lunga per la Fiora, aveva anche impattata bene capitano la Fiora ma non trova la porta. Gravotta, Lopez non lo vuole fare girare, poi Sujon lo aiuta, palla che termina fuori. Cambia tutto per Montana con Gennaro che lo va a infastidire, però era già pallone fuori, dunque Sujon lascia Lopez, e poi palla forse o in movimento o non sulla linea, non abbiamo notato da qui. Non è la prima volta però per il rosanero, già un errore arrivato da Catania. La Fiora sta lottando veramente fino all'ultimo il capitano, poi Gennaro si aiuta con un braccio secondo l'Atletico, non per i due dietro di gara, il signor Iocco e il signor Siragusa. Oggi forse sta un po' mancando su John, lui che è uno dei giocatori più prorompenti di questa formazione. Lopez scivolata da due a terra addirittura, che intervento su John, allarga per Gennaro, poi l'ultimo tocco forse è il suo, e infatti proprio il suo.
al minuto 48, mancano 12 di gioco, 1-2 risultato. Che partita stiamo vivendo! Gravotta con Lopez, la ferma ancora una volta, poi su Gian, nasconde il pallone, allarga Gennaro, cambia tutto male per... Adesso dopo un primo momento di dominio rosanero sta venendo fuori un po' di stanchezza e anche tanta paura chiaramente, però c'è anche paura dall'altra parte perché sbaglia una rimessa anche l'Atletico Campobello, non soltanto il Palermo. Quindi la Fiura a battere lo Scaper Gennaro, che però manca il pallone, poi guarda la tribuna, la Fiura forse a cercare l'infa, fuori su John, dentro Catania. Nel frattempo non rientra Billitteri, che invece stava anche giocando una buona gara, sta giocando nettamente Catania da Caltagirone. Iacolino avanza, calcia, Neto! Ledo potrebbe anche forse decidere di cambiare ruolo, un buon laterale però in porta, va bene, poi Gennaro, Catania, il palo a porta vuota di Catania. Che occasione avevano fatto i ragazzi di Mister Gentile, che è veramente incredibile adesso. Poi trattenuta evidente, ed è giallo di Gennaro che dice che ha ragione, però voleva forse una trattenuta prima, che era molto evidente, che un chiaro errore da parte del duo arbitrale però questa volta, che hanno fatto una buona direzione, però forse qui qualcosina forse da rivedere. A tempo un'occasione veramente incredibile con Catania che a porta vuota ha beccato il palo quasi in lacrime qui Ciccio Catania, che l'ha veramente vista vicinissima al pareggio. E anche la voce del direttore commerciale Filippo Alario. Nel frattempo sono 4 gli interventi irregolari dei rosanero, 2 quelli dell'Atletico Campobello. Calcio di punizione con Leto che chiude la barriera formata dalla Fiore e Gennaro, 2 pesi massimi. Caltagirone, vediamo se calcia, la rincorsa e quella è calcia, Leto si distende, la tocca pure, calcio d'angolo. Con l'ingresso deve essere stato Bonetto, anzi chiedo scusa, Bonetta con la A. Potrebbe rientrare in campo anche non è entrato in campo Lorenzo Chinnici, diciamo forse è pronto per entrare, ma non ha fatto il suo ingresso ancora. Rimessa Gennaro, trova Catania, questa volta non ha sbagliato ed è 2-2 per il Palermo Futsal Club, che l'ha ripresa con Ciccio Catania. Che palla di Gennaro, l'abbraccio di tutti i componenti. Incredibile ciò che è successo al campo di Agira con l'Atletico Campobello che stava protestando per una rimessa laterale. Sinceramente non sappiamo da qui di chi fosse l'ultimo tocco, ci possiamo chiaramente fidare del direttore di gara, però voi che siete a casa chiaramente vi invito a riguardare se effettivamente era un gol valido o meno. Fatto sta però che il risultato adesso è di 2-2 con Mister Gentile che scozzano in panchina a caricare i tifosi. Nel frattempo è rientrato Chinnici per Catania, il direttore sta facendo sedere tutti i componenti, minuto 53 di gioco, mancano 7 minuti, c'è ancora una storia da scrivere, l'ultimo passo da parte di entrambe le formazioni che sono vicinissime più che mai a un triplete storico per entrambe le squadre, perché entrambe meriterebbero questo verdetto.
Montana alza per l'aggancio di Iacolino, chiedo scusa, Lopez invece porta verso l'uscita quella della linea di fondo. Intanto Chinnici con l'esterno per Gennaro, palla incollata sulla suola, Chinnici col mancino, termini. Diciamo che è stato incolpevole in entrambe le occasioni, poteva fare veramente poco, in primis sul siluro di La Fiura e in secondo luogo su questo pallone a secondo palo per Catania, che una volta che prova la conclusione diretta verso la porta e l'Atletico deve calciare in porta, perché chiaramente Leto sta sicuramente facendo una grande partita, ma non è un portiere. Calta girone, Gennaro ruba il pallone, poi Chinnici va giù, lo aggancia, calcio di punizione. Sono 4 i falli rosanero, 3 quelli della compagine in maglia gialla. Gennaro di testa per Lopez, palla che rimane lì con Termini, ancora Lopez, Gennaro si gira, può calciare in deviazione, poi rimane lì ancora Gennaro, lotta anche su questo pallone che è partita. Gennaro prova a fare passare la palla su Lopez, palla che rimane ancora lì, poi Gennaro palla fuori. Sta veramente lottando con gli artigli la squadra di Mister Gentile, che vuole gettare il cuore oltre l'ostacolo e sotto i 2 gol, senza anche il portiere, con un giocatore in movimento in porta. Credo che comunque vada non possa che essere felice della prestazione Mister Gentile, veramente. Chinnici, mancano 5, anzi 4 e mezzo di gioco, manca sempre meno, ma siamo vicinissimi ai tempi supplementari. 2 tempi da 5, poi eventuali rigori. La Fiura sbaglia il passaggio. Nel frattempo viene chiamato un piccolo time out al minuto 56 di gioco, mancano 4. Già sappiamo che avremo 1 minuto di recupero per questo time out. Ma è una partita veramente incredibile, aperta a tutti i risultati, perché il risultato, ricordiamo, è di 2-2. Piccolo momento di pausa anche per noi qui in diretta. Stiamo parlando ormai ininterrottamente da 1 ora e 24 minuti. Stiamo ormai raggiungendo quasi i 90 di gioco, chiaramente si fa per scherzare, non sono 90 minuti di gioco. Però il minutaggio della diretta quasi un po' ce lo ricorda. Minuto 56 di gioco intanto. Ancora sì, perché c'è stata qualche interruzione effettivamente. Poi Gravotta lotta con Lopez, forse si agganciano. Poi Chinnici vuole la velocità, Chinnici cerca il secondo palo per Gennaro, palla un po' troppo alta. Tempo Mister Gentile si sta scolando. Calta girone, vuole il dribbling su Gennaro che non ha bocca. Caizza con la numero 7. Montana, proprio Caizza che tocca il primo pallone di quest'oggi. Sembra molto tecnico il 7, ma anche uno dei più giovani. Calta girone, proprio Caizza, avanza col mancino, ha provato un passaggio di ritorno, non è andato a buon fine. Chinnici ancora lo spazio per sprintare, soprattutto la benzina in corpo, o forse il gasolio, decidete voi chiaramente. Sicuramente non è un giocatore a diesel, questo è sicuro. Lopez, La Fiura, c'è Lopez, si ritorna dietro, accorcia Gennaro.
Gennaro, lui va avanti per la tiro, palla molto complicata che riesce a calciare comunque. Palla fuori. Un po' si lamenta Caizza perché forse non vuole trovarsi in marcato lui sulla Fiura. Chinnici salta a tutti, mette palla in mezzo. La Fiura stava arrivando veramente per questioni di centimetri. Sarà calcio d'angolo, minuti che continuano ad avanzare, siamo alle 58 e 50 secondi, ormai alle 59esimo, manca veramente pochissimo, un minuto più l'eventuale recupero che sappiamo essere di almeno un minuto, prevede il time out. Gennaro, Sombrero, mette palla giù, Gennaro ancora, Montana, poi fallo, però è un gioco pericoloso, dunque non è contato nei falli cumulativi. Caizza, Montana, Gravotta, sempre molto elegante, palla al piede, affronta Chinnici che non abbocca e gli ruba il pallone, la tiene anche in campo. Lopez, la Fiura, cerca di dialogare con Gennaro, poi appoggia Chinnici, le finte, può calciare Gennaro! Non entra in porta questo pallone, non entra in porta nemmeno Chinnici che non ha seguito l'occasione, si rimane sul 2-2. Caltagirone, poi Lopez, che partita di Lopez! Anzi, siamo arrivati adesso al minuto 60 di gioco, dunque attendiamo 60 di gioco, ma vediamo perché ci aspettiamo un minutaggio anche importante, perché sia le interruzioni che il time out ci sono effettivamente state e dunque crediamo, proviamo a ipotizzare, facciamo un piccolo gioco, 3 minuti, ipotizziamo. Vediamo. Caizza per Montana, si scontra con Gennaro, poi regala il pallone a Chinnici. Avanza, va sul destro, salta ancora l'uomo, Chinnici se la porta forse un po' troppo laterale. Si complica tanto la vita, Caltagirone va giù. Fallo di Chinnici, quinto fallo. E adesso non può rischiare lo squadra di Mister Gentile. Caltagirone dice al direttore di gara che questo dovrebbe essere il quinto fallo, ma non per il direttore di gara che invece dice che adesso siamo al quinto fallo, non in precedenza. Siamo già all'interno del recupero probabilmente, non abbiamo visto quanto ha dato il duo arbitrale, però siamo già dentro probabilmente, perché siamo al minuto 61, potete vedere anche la nostra diretta, sempre con i nostri magnifici scoreboard o tabellini chiaramente. La Fiura, Lopez, la Fiura, ancora Lopez, c'è spazio per attaccare, Chinnici, imbucata per Lopez che prova a creare un'occasione molto complicata, ha fatto un calcio inizialmente ottimo, poi era anche un po' difficile cercare di andare via da lì. Siamo ormai alle 32esimo di gioco del secondo tempo, 62 totali. Chinnici, Gennaro si continua a giocare, sponda dietro per la Fiura che calcia! Termine! La blocca con qualche brivido. Era un grande portiere, la blocca addirittura. Palla alta, Gravotta, Chinnici la sporca, poi Caizza, poi forse prende un colpo Chinnici ma si continua. Caltagirone, cambia lato, l'anticipa Lopez, poi Gennaro, lotta ma non riesce, Caizza, la Fiura, poi Gennaro, e tiro libero, tiro libero. Però forse sta rientrando Perdichizzi, sta rientrando Perdichizzi, questa è molto dolorante, è molto dolorante Perdichizzi, non so quanto sia stata una buona idea per il rosanero. Si presenta Caltagirone probabilmente nell'ultimo tiro della partita,
i tempi regolamentari chiaramente. Caltagirone contro Perdichizzi. Gendro sta sistemando il pallone, forse secondo lui non messo bene, però Perdichizzi è infortunato, non sappiamo le sue condizioni. Si temeva una distorsione al ginocchio, però vedendolo in campo qui o è un rischio incredibile oppure probabilmente sta meglio rispetto a prima. Dire stia bene sembra un po' utopistico, però forse sta meglio rispetto a prima. Fa Caltagirone! La piazza dove non può arrivare Perdichizzi e fa 2-3. Il risultato, ci ha creduto fino all'ultimo la squadra di Mister Gentile, però probabilmente adesso dovrà capitolare sul gol di Caltagirone. Vediamo quanto manca, però crediamo che manchi pochissimo. C'è un forcing tutti all'attacco, si gioca con il quinto addirittura. Chinnici, Catania. Si complica un po' la vita, Catania nasconde il pallone, ma va bene così, all'ultimo istante, all'ultimo tiro, all'ultima azione, l'Atletico Campobello vince la finale contro il Palermo Futsal Club dopo 65 minuti di fuoco. Una partita incredibile quella delle due squadre, arriva anche la musica per festeggiare una partita e perde la finalissima la squadra di Mister Gentile, che però ha fatto veramente una partita impressionante, giocando fino all'ultimo su tutti i palloni, recuperandola nonostante lo svantaggio di 2 reti, credendoci fino all'ultimo, arrivando al secondo tempo probabilmente a meritarlo, però Caltagirone è una sentenza e trova il modo di vincere la partita 2-3. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Questa era anche l'ultima stagionale del Palermo Futsal Club. Io, nella voce di Marco Genduso, vi ringrazio per avermi sempre tenuto compagnia. È stato veramente un piacere riuscire a commentare tutta la stagione di questa squadra. Vi ringrazio per tutte le dirette che avete seguito. Oggi da Agiro è tutto. Vi ringrazio ancora una volta